Gli sci alchimisti sostengono che le scie di condensazione non esistevano prima del 1995. Esistono però svariate testimonianze che contraddicono queste tesi. In particolare, voglio mostrarvi alcune foto dall'Enciclopedia dell'Aviazione Mach 1. Eccola qui, Mach 1, Enciclopedia dell'Aviazione, volume 1, edito da Edipem. È un'edizione abbastanza vecchia, tanto per capirci, stiamo parlando del 1978, va bene? Quindi un libro di 30 anni fa. Per inciso, questa foto nella copertina di seconda non è una scia di condensazione, è un B-52 in decollo con i razzi ausiliari. Ebbene, in questo volume Mach 1 possiamo andare a cercare, ad esempio, proprio nel primo volume, il capitolo relativo alle fortezze volanti B-17. Eccoci qua, B-17, molti capitoli, molte pagine dedicate a questa corazzata volante, come la chiamano qui, corazzata volante. In particolare voglio farvi notare due cose. Ad esempio, gli sci alchimisti sostengono che questi aerei, diciamo gli aerei a elica, a pistoni, non riuscivano a raggiungere quote elevate, quote da scie di condensazione. Già sarebbe da chiedersi perché questi mitraglieri siano così vestiti così pesantemente se non volavano tanto in alto. Comunque, questa enciclopedia, che come abbiamo detto è del 1978 e dunque è edita prima di qualsiasi complotto teorico qua, allora possiamo vedere i dati di un B-17E, perché i B-17 ovviamente ce ne sono diversi, B-17E. Andiamo a cercare la tangenza pratica, prestazioni, velocità massima 510 km/h, tangenza pratica 11.100 metri, ripeto 11.100 metri. B-17G con questo bellissimo disegno aerografato, cerchiamo le prestazioni, tangenza pratica 10.850 metri. Stiamo parlando di quote pari, se non superiori, a tanti liner odierni, pur essendo questo motori a pistoni a elica. Sì, motori a pistoni, però con due stadi di compressione. Sempre restando in tema col B-17, ecco le foto, alcune di quelle foto che gli sci alchimisti sostengono essere false taroccate. Ora, se sono false taroccate, qualcuno dovrebbe spiegarmi come fanno queste foto ad apparire in un'enciclopedia, ripeto, che io ho in casa dal 1978, Mach 1, Enciclopedia dell'Aviazione. Non ce l'ho in casa solo io, ce l'ha in casa chiunque abbia comprato questa enciclopedia 30 anni fa e può verificare con i suoi occhi questa qui, come anche quest'altra foto in alto a sinistra. Eccoci. Quindi questo è il primo volume, non vi mostrerò tutti gli 8 volumi, non ho nessuna intenzione di farlo, però mi premeva mostrare ancora una foto interessante. Se andiamo sul volume numero 4, ecco a voi un'altra testimonianza molto interessante, pagina 180 del capitolo del volume numero 4, capitolo dedicato alla Luftwaffe, alla disperata attività di difesa della Germania alla fine della seconda guerra mondiale, anni 44-45. Ebbene, vi mostro questa foto che io almeno non ho mai visto ancora su internet. Cos'è questa foto? È una foto di bombardieri, presumo B-17, che lasciano scie volando sopra la Germania. La didascalia dice
B-17 dell'USA AF, con 2A perché all'epoca si chiamava ancora così, in volo verso Brema il 20 dicembre 1943. Quindi nel 1943 le scie di condensazione erano perfettamente possibili con i mezzi dell'epoca. Conclusione: non vi chiedo di credermi, verificate con i vostri mezzi, procuratevi una qualsiasi pubblicazione vecchia di aeronautica e fate come me, controllate le affermazioni di persona, vedrete che le tesi sia chi miste non resistono un minuto. Arrivederci e grazie.